L'Italia è campione del mondo in quel di Madrid. La Roma riporta lo scudetto nella capitale dopo 41 anni ed il Milan, piombato in B, torna nella massima serie. Ad Agrigento gli sportivi biancazzurri vivono l'ennesima estate calcistica con apparente distacco, ma con la speranza di un cambiamento di rotta. Non mancano le promesse agostane di una dirigenza apparentemente in difficoltà finanziarie dopo la conclusione di un campionato non certo esaltante di C2, culminato con una onorevole salvezza da appena 2 punti dal retrocesso Savoia. Ai propositi di riscatto credono in pochi, anche per una sorta di immobilismo dirigenziale. L'accelerazione viene data 2 settimane prima dell'inizio ufficiale della stagione calcistica, grazie alla passione di Francalaimo che opera sotto traccia. Mi sono adoperato a portare Agrigento, allora l'Agrigento era fallita e siamo subentrati noi, a portare Agrigento alla Serie C1, dove, ne devo dire la verità, l'ultimo anno eravamo in condizioni di essere promossi in Serie B. Alaimo affida il comando delle operazioni di mercato ad Egizio Rubino, allenatore dal passato illustre per aver guidato in A il Catania ed in B il Potenza. Il tecnico siracusano stila una lista di 10 giocatori necessari a rafforzare l'organico: i difensori Adelfio, Cracchiolo, Gaudenzi e Rossi, i centrocampisti Casadei, Catalano, Colusso e Catarci e gli attaccanti Cao e Grassi. Ai nuovi bisogna aggiungere 7 riconfermati, e cioè i portieri Ritrovato e Giudice, i difensori Lorenzini e Santarossa, il centrocampista Pieri e gli attaccanti De Brasi e Di Benedetto. In Coppa Italia, primo banco di prova, la squadra dimostra tutta la propria forza, eliminando Marsala, Alcamo e Licata. Le conferme arrivano pure in campionato, con la formazione biancazzurra che coglie successi importanti, correndo speditamente verso il salto di categoria. L'Acragas taglia il traguardo della promozione a 2 giornate dalla conclusione del campionato, con 45 punti, uno in meno della capolista Messina. La squadra dei Templi vince 18 partite, ne pareggia 9, perdendone 7, ma a differenza della capolista ha il miglior attacco con la coppia Cao De Brasi, 25 reti in 2. Il primo è il capocannoniere del campionato con 16 marcature, seguito da Marcello Prima del Siracusa. Questo stadio mi fa ricordare tante belle cose, cioè vedo solo quell'aspetto lì, non il terreno, mi piace vedere la gente, le tribune che me lo ricordavo io, solo questo mi fa ricordare quegli anni, quell'anno veramente stupendo che ho passato qua ad Agrigento. Quell'anno è stato indimenticabile per la città, per l'Acragas e anche per Beppe Cao, soprattutto per i tantissimi gol. Indubbiamente abbiamo fatto un grossissimo campionato, abbiamo ricevuto belle soddisfazioni sia il pubblico che anche io personalmente, perché ho vinto anche poi la classifica cannonieri e poi naturalmente il campionato vinto. Dunque è stato uno dei più belli anni che ho fatto nella mia carriera. Sono stato benissimo, sono contento e penso di ritornarci ancora. Per oggi vorrei ringraziare l'amico catalano Peppino perché ha organizzato veramente bene, quindi un grazie a lui e a tutto Agrigento. Cosa ricordi di quegli anni? Io ricordo tutto, perché la vittoria del campionato, un gran campionato in C1, battere squadre come Ternana, Bari che adesso sono in Serie A, quindi è stata una bella esperienza, quindi, e spero che un giorno anche l'Agres possa tornare a quei tempi. C'è un filo di emozione? Sì, sono emozionato anche perché vedere questi amici qua mi ha fatto veramente piacere. La difesa si conferma solida, con appena 19 reti subite, 3 in più del Messina col migliore reparto del girone. Fa perno sulla coppia Gaudenzi-Rossi. Quest'ultimo con l'Acragas gioca 2 stagioni indimenticabili prima di approdare insieme a Catalano in quel Messina allenato da Scoglio in Serie B. Don Rossi, sei tornato dopo tantissimo tempo, un'esperienza che sicuramente non potrai cancellare, quella agrigentina. Sono momenti della vita di un uomo molto particolari, fra l'altro poi momenti di grande felicità, di grande entusiasmo. Ho incontrato proprio l'autista della Diana, no? Della grande mitica festa a San Leone, e fu una cosa spettacolare che non ho vissuto, dicevo proprio a lui, nemmeno ai tempi del Messina in Serie B, quindi fu veramente più di un attimo di grande emozione vissuta insieme con la città, ed è questo che ci ha un po' contraddistinto a me e Catalano nel cammino della nostra vita calcistica. Quella squadra era caratterizzata da una forte coesione di quel gruppo. Sì, eravamo capaci di questo, ma naturalmente ora rincontrandoci, siamo stati fino a stanotte alle 3 alle 4 a fare le stesse identiche cose che facevamo allora, con la stessa naturalezza. Quindi evidentemente c'è qualcosa fra di noi che istintivamente ci lega e ci legherà per sempre. Senti, ci puoi raccontare qualcosa di quelle cose fatte in quelle notti?
Ma in quelle notti, vabbè, insomma, non le posso dire, ma eravamo un po' mascalzoni perché a giocare a carte era la cosa più ovvia, ma un giocare a carte molto particolare dove c'era principalmente lo sfottò. Però certi detti, certe battute, certi aneddoti, certe cose ricorrenti che attualmente ci ritornano alla mente. Fofò erano dei nostri idoli a quel tempo, ora è peggiorato perché prima ripeteva le cose 2 volte, ora le deve ripetere 4 volte, quindi fino alle 4 di mattina stanotte siamo stati con lui, per dire. Quindi no, ma è una cosa molto genuina, molto semplice, questo è il fatto, quindi non vale nemmeno la pena perché sono talmente semplici che però per noi era un momento di legame. Agrigento incorona Catalano migliore calciatore biancazzurro di quelle stagioni. Il reparto centrale ha nel compassato e tecnico Colusso un importante punto di riferimento, mentre la fase di copertura è garantita da Umberto Catarci. Molto importante, molto bella, indimenticabile, insomma, ecco. Ecco, ritrovarsi tra amici, tra ex compagni di squadra, che significa? Sono sensazioni meravigliose, bellissime. A parte l'età che avevamo, adesso sono passate 23 anni, comunque è un'esperienza indimenticabile. Ieri quando ho rivisto dopo 23 anni gli amici c'è un momento di commozione, è una cosa normalissima. Insomma. Cosa va a Catarci oggi? Guardo perché non posso giocare, sono stato operato una gamba, ho molta nostalgia, devo dire che mi sento un pesce fuori d'acqua, insomma, gli altri giocano, io sto qua. Di quella formazione restano i ricordi di annate calcistiche memorabili, l'inizio di un ciclo che purtroppo durerà poco. Dopo 2 anni di C1 la squadra torna in C2 per finire al termine della stagione 84-85 tra i dilettanti, un brusco saliscendi al quale la tifoseria agracantina è ciclicamente abituata. Allora, veramente, a parte il fatto che la storia dell'Agas è quella che è la mia, dal 72 al 94 sono 22 anni che sono stato nell'Agas, vi devo dire che allora era tutt'altra cosa. Oggi c'è professionismo, ci sono soldi in giro, ci sono quindi debiti che si creano, società che falliscono. Allora non si poteva fallire perché tutto era nella normalità, cioè lo stipendio era per vivere, i ragazzi davamo il necessario per vivere veramente e quindi sostentare la famiglia. Oggi è tutto diverso. A me piaceva allora l'Agragas e infatti li ho riuniti tutti ad Assisi con molta emozione, pianti, ma l'affetto che c'era nel 72 l'ho riscontrato ancora dopo 30 anni, io l'ho riscontrato ad Assisi, con questi ragazzi che oggi sono e calcano questo campo che è il campo dei ricordi, diciamo. Ho avuto modo di apprezzarli in altro modo, questa era altra gente, altra professionalità, altri stipendi, tutt'altra cosa, per cui sono legato molto a quelli del 72, molto e ci sentiamo ogni giorno. Con loro ci vediamo una tantum, però sono sempre affettuosi e si ricordano bene, ho avuto là dentro la dimostrazione di quello che è veramente affetto e quindi io dico che dobbiamo unirli tutti e due, però preferisco sempre quelli di allora. Questi di ora è tutto un professionismo particolare, soldi, e l'Agas praticamente è fallita appunto per i favolosi stipendi che pigliavano queste persone e ancora oggi qualcuno ne paga le conseguenze. Emozione sempre, perché ogni qualvolta è capitato per qualche occasione simile a questa di mettere piede all'Esseneto c'è sempre un'emozione. È stata un'ottima occasione per tutti quanti, hanno fatto un buon lavoro Peppino, Enzo La Rosa e altri amici proprio a organizzare questa manifestazione che veramente tocca un pochino il cuore, perché poi quando si torna indietro di 23, 24, 25 anni effettivamente porta delle emozioni. Cosa significa ritrovarsi dopo tanto tempo? Significa ricordare, significa avere delle conferme sulle amicizie che erano state stabilite e ben fondate a suo tempo, e quindi questo dà maggior valore a quello che poi alla fine nel calcio dovrebbe essere, che è un rapporto di sportività e di amicizia con tutti. Forse era un calcio anche diverso? Sicuramente c'erano forse meno interessi, sicuramente si guadagnava meno, si lottava di più per la maglia, per i colori sociali. Era una gratificazione scendere in campo, non era solo un dovere.
Il presente è tristemente noto, l'Acragas vivacchia da anni in tornei regionali, non c'è il supporto concreto degli imprenditori locali e parlare di rilancio è diventato un tormentone al quale purtroppo ormai da tempo ci stiamo abituando, anche se un timido interesse attorno alla principale squadra della città lascia ben sperare. Credo che l'Acragas degli anni 70 abbia rappresentato un gran bel ricordo per il calcio agrigentino e per i nostri tifosi, per la nostra città, per i colori bianco-azzurri. Credo che questa partita rappresenti da un lato un ritorno di grandi campioni che sicuramente hanno ancora nel loro cuore questa voglia di ritrovarsi in una città che li ha visti sostanzialmente ben accetti e anche all'altezza del compito, perché tantissime sono state le soddisfazioni che ci hanno dato. Oggi c'è una realtà diversa, però credo che bisogna costruire giorno dopo giorno una realtà che io mi auguro possa riemergere, possa vedersi alla luce per le soddisfazioni che sia la città e i tifosi e noi tutti, anche amministratori, vogliamo. L'Acragas e il calcio credo che sia importante anche per il nostro territorio, sia importante per i nostri tifosi, sia importante anche per quel ruolo che esercita, che riunisce tanta gente e crea momenti di aggregazione forte.